In centinaia hanno voluto portare il loro ultimo saluto alle porte del cimitero maggiore di Padova ad Ahmed Joudier. Sotto una pioggia battente, la preghiera della comunità marocchina che si è stretta attorno alla famiglia del quindicenne trovato morto nel fiume Brenta lo scorso 26 aprile. Un dolore così forte che la madre del giovane si è sentita male tanto da dover essere soccorsa dai sanitari del SUEM. A loro si è unita tutta la città con gli studenti dell'Istituto Bernardi, ancora scossi dalla perdita del loro compagno di scuola. Dopo una cerimonia religiosa aperta ai soli familiari nella moschea di Via Bezzecca, il feretro è arrivato al cimitero dove è stato accolto dall'imam e dall'assessora Francesca Benzolini a nome della città di Padova. Ogni persona che abita sul nostro territorio è una persona importante e perdere un ragazzo di 15 anni è una tragedia per tutti, è una fatica e ci deve interpellare. Come comune ci stiamo interrogando su questo e anche per lui, per la sua famiglia e per i suoi coetanei. Oggi sono qua in tanti. Presente anche il consigliere comunale Alain Luciani che ha voluto portare l'affetto di tutto il quartiere a questa famiglia distrutta dal dolore. Tutto il quartiere, ma tutta la città in realtà si stringe attorno alla famiglia e ci stringiamo in maniera anche sentita, ecco, perché tutta la comunità insomma si sta ancora interrogando su ciò che è accaduto e quindi dobbiamo stare vicino ai nostri giovani in maniera fattiva.